Presidente Serracchiani, anche questo Business Forum Italia-Iran conferma e testimonia la volontà di questo paese islamico di aprirsi all'Italia, ma di aprirsi anche, l'ha dimostrato anche con queste dichiarazioni di intenti, in questi memorandum of understanding, al Friuli Venezia Giulia. Beh, il discorso di oggi del Presidente Rouhani è stato di grandissima apertura, ha toccato tanti temi anche molto delicati e ci ha fatto capire quanto sia importante nello scacchiere mondiale l'Iran e quanto sia importante la crescita e lo sviluppo economico accanto alla crescita e allo sviluppo culturale. Questo per evitare anche gli estremismi, il terrorismo e la violenza. E ci ha invitato a collaborare, è stato molto chiaro, ha detto che sono pronti ai grandi investimenti, hanno intenzione di creare occupazione, guardano con interesse alle imprese italiane e anche alle imprese friulane. Sappiamo che in questi giorni sono stati conclusi degli accordi molto importanti, ci rendono orgogliosi, siamo una regione magari piccola ma che sta lavorando molto bene nelle relazioni internazionali. Nuovamente il Presidente Rouhani oggi ha toccato il bisogno, l'esigenza di tecnologia e di innovazione di questo Paese. Anche in questo campo il Friuli Venezia Giulia può offrire qualcosa? Intanto si è rivelata assolutamente utile e opportuna la visita istituzionale dove eravamo accompagnati appunto dai parchi tecnologici, dalle aree di ricerca, dalle università. Questo testimonia ancora una volta quanto quel settore sia un settore di grande interesse per l'Iran, evidentemente anche della nostra regione, cercheremo di continuare a stringere e consolidare i rapporti.